Torna la paura per il Cannavino dopo la tragedia di Genova, il ponte di Celico in attesa di nuovi interventi da parte dell'ANAS. Il sindaco Falcone ai nostri microfoni, subito ai lavori. Il capo della protezione civile Carlo Tanzi, l'attenzione resti alta. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a San Luca nel giorno di Ferragosto ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vice premier, lo Stato c'è. Collane, bracciali e orecchini, 80.000 i pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone a Isola Caporizzuto, articoli considerati pericolosi, elevata una multa per 25.000 euro. Terzo giorno di sciopero al porto di Gioia Tauro, adesione al 60% per i sindacati che hanno sostenuto la protesta. A settembre l'incontro a Roma sull'avvertenza. Nuova aggressione in corsia a Crotone, schiaffeggiato un chirurgo che si era rifiutato di ricoverare un paziente, denunciato un 42enne, il medico ha riportato delle lesioni. Suggestioni a Roseto Capospulico per la notte che ha animato l'antico borgo, registrando un boom di presenze. Domani alle 20 chiude il calciomercato, il Cosenza a caccia di un top player per reparto, il Crotone puntella la squadra guardando all'estero, in Serie C, ultimi colpi per le calabresi. Buonasera dalla redazione TG10, dunque ancora forte lo shock e grande la commozione per quanto è avvenuto a Genova. Il crollo del ponte Morandi sulla A10 fa riflettere inevitabilmente sulla sicurezza delle infrastrutture realizzate decine di anni fa. In Calabria non mancano le situazioni da tenere sotto controllo o allarmanti. Il ponte Cannavino, ad esempio, il ponte sull'Allaro, il Morandi di Catanzaro. A Celico il primo cittadino chiede all'ANAS di accelerare l'inizio della seconda fase degli interventi. Il capo della protezione civile Tanzi continua a sollecitare l'attenzione sulle infrastrutture e apre anche il capitolo preoccupante delle strade provinciali. Sentiamo. La tragedia di Genova, il crollo del viadotto Morandi sulla 10, ha riacceso i riflettori sulla situazione delle infrastrutture italiane e calabresi. Nella nostra regione, diversi ponti e viadotti sono oggetto di attenzione e causa di timore. Dal Bisantis, già Morandi, di Catanzaro, al Cannavino di Celico, le preoccupazioni e le evidenti problematiche hanno convinto l'ANAS a effettuare lavori di manutenzione straordinaria. A Celico, un primo intervento ha migliorato la impermeabilità e livellato il fondo stradale. Il sindaco Falcone, però, attende nuovi investimenti da parte dell'ente stradale. ANAS deve essere chiara rispetto a quello che saranno gli interventi di adeguamento sismico in futuro, perché è giusto che la gente, voglia vederci chiaro. Ponte Cannavino possiamo certamente dire che è costantemente monitorato, ma non mi sento di dire di essere tranquillo, ma non voglio fare allarmismo gratuito, però in questi casi bisogna avere il buon senso di rendere partecipe tutte le parti che sono coinvolte in questo contesto, per fare sì che la gente possa stare tranquilla, perché io ho fatto una miriade di richieste rispetto a quelle che sono le attività di monitoraggio, i dati, il nuovo progetto di cui ancora non siamo a conoscenza, e quindi ho chiesto appunto quali saranno gli interventi futuri, i tempi certi, perché purtroppo, devo essere sincero, è stata gestita male questa prima fase. Un ruolo decisivo nel sollecitare verifiche sull'affidabilità di alcune strutture lo ha svolto la Protezione Civile. Carlo Tanzi spiega cosa è stato fatto ad esempio sul Cannavino e cosa è in programma l'ANAS per il futuro. Ho chiesto ad ANAS anche di inserire sul ponte un sistema di misurazione continuo, cioè un sensore cosiddetto interferometro, che misura continuamente movimenti anche submillimetrici del ponte, e quando si superano certe soglie scatta un semaforo che blocca la circolazione su entrambi i lati. Ecco, questo in attesa del mese di gennaio del prossimo anno, quando mi ha assicurato Giuseppe Ferrara, vi faccio sempre nome e cognomi, che è il direttore generale di ANAS Calabria, che sembra una persona molto ricettiva e reattiva rispetto a queste problematiche, ha assicurato che partiranno i lavori di adeguamento sismico del ponte, perché non dobbiamo dimenticare che la Calabria è una zona anche altamente sismica. Questo vale non solo per quanto riguarda il ponte del Cannavino, ma anche il ponte Morandi, dove in autunno inizieranno i lavori, cioè già alcuni sono iniziati, ma saranno completati i lavori di consolidamento. Poi Morandi fa paura per quello che è successo a Genova,
e soprattutto la situazione molto preoccupante, il ponte sull'Allaro, che sta subendo dei cedimenti molto importanti, e sempre l'ingegner Giuseppe Ferrara mi ha rassicurato perché a settembre partiranno i lavori anche per il ponte sull'Allaro a Colonna Marina. Il rischio però è che ci si concentri sulle opere più evidenti, tralasciando migliaia di chilometri di arterie secondarie. Le strade provinciali, avvisa Tanzi, sono completamente abbandonate per mancanza di risorse. Per esempio molte strade provinciali, soprattutto della provincia del Vibonese e del Crotonese, sono completamente abbandonate a se stessi, i ponti sono completamente abbandonati e nessuno si preoccupa neanche di andare a verificare se ci stanno problemi strutturali. Ecco, questo purtroppo è il risultato della soppressione di fatto delle province e del depotenziamento delle province più del depotenziamento del cemento armato, no? Dei ponti stessi. Ecco, purtroppo le province depotenziate fanno ancora più male rispetto al depotenziamento del cemento armato stesso. Sulla questione infrastrutture e ponti, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha inviato una nota all'area compartimentale dell'ANAS e anche al presidente della regione Mario Oliverio per conoscenza in merito proprio alla sicurezza di ponti e viadotti nel Crotonese, e in particolare fa riferimento al cavalcavia in prossimità dell'ingresso nord della città di Crotone, caratterizzato da un evidente avvallamento sin dalla ricostruzione avvenuta dopo l'alluvione del 96, e il cavalcavia sulla strada statale 106 in prossimità della contrada Bucchi sul fiume Neto. E poi per ultimo, anche se non si tratta del territorio di competenza del sindaco di Crotone, si fa riferimento in questa missiva anche al ponte di Celico, che è attraversato da tanti però calabresi che appunto raggiungono lo Ionio dal Tirreno e viceversa. E poi c'è anche la di Consum che dice urge una verifica infrastrutturale in Calabria, bisogna avviare una task force per valutare lo stato di ponti, viadotti e strade. Cambiamo argomento, anche se la tragedia del Ponte Morandi ha variato l'iter della visita di Matteo Salvini in Calabria. È stata una giornata comunque storica a San Luca, che ha visto protagonista il giorno di Ferragosto il ministro dell'Interno. Sentiamo. Io sono qua a Ferragosto invece di essere in spiaggia per ricordare ai calabresi e agli italiani che lo Stato c'è, lo Stato è meglio dell''ndrangheta. Ha convocato tutti i capi delle forze dell'ordine e dell'esercito a San Luca Matteo Salvini, una densa mattinata di impegni per lui. Prima tappa incontro nel comune, poi la visita alla caserma dei carabinieri, infine la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella villa confiscata alla cosca dell''ndrangheta dei Pelle, senza scordare un saluto alla stele che ricorda il carabiniere Carmine Tripodi, morto mentre compiva il suo dovere. Salvini è riuscito anche a fare un vero e proprio comizio, osannato dalla folla. Però posso dirvi che entro un anno l'obiettivo è di assumere 1500 vigili del fuoco e 1500 uomini e donne della Polizia di Stato per portare sempre più sicurezza e presidio del territorio, e la testimonianza ieri in Sicilia, oggi in Calabria, che combatterò e insieme a voi la vinciamo la battaglia contro l''ndrangheta, la mafia e la camorra, che scompariranno dalla faccia di questa terra. Dopo aver proposto un gemellaggio tra il territorio del Regino e Genova, il ministro dell'Interno in conferenza stampa ha illustrato brevemente i risultati del suo dicastero, evidenziando la diminuzione dei reati e annunciando la sua intenzione per il prossimo Ferragosto. Se il buon Dio e gli italiani vorranno che io sia ancora ministro nel prossimo Ferragosto, mi piacerebbe essere ancora qua e offrire numeri ancora migliori ai calabresi e agli italiani, però dipende da tanti, non solo da me, quindi vi ringrazio per l'attenzione e volo a Genova. In bocca al lupo a tutti. Guardia di Finanza in azione a Crotone e a Isola Caporizzuti, in particolare tra gli scaffali di un negozio 80.000 articoli di bigiotteria senza certificazione. I clienti rischiavano di acquistare beni pericolosi per la propria salute. È arrivata una maxi multa al negoziante. Sentiamo. Bracciali, collane, orecchini e fermagli, 80.000 articoli di bigiotteria messi in vendita in un negozio di Isola Caporizzuto in provincia di Crotone, sequestrati dalla Guardia di Finanza perché privi della necessaria marcatura CE, nonché delle prescritte indicazioni dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale a tutela della salute umana.
I Baschi Verdi e la Compagnia di Crotone, dopo un'accurata attività informativa posta in essere attraverso il quotidiano Controllo Economico del Territorio e l'incrocio dei risultati ottenuti con la consultazione delle banche dati in uso alle Fiamme Gialle, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale sito nella località turistica ionica. L'accurata ispezione dei finanzieri ha consentito di constatare la presenza tra gli scaffali del negozio di numerosi articoli da bigiotteria posti in vendita senza necessarie certificazioni a cautele. Le gravi violazioni del codice del consumo accertate hanno portato all'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro nei confronti del titolare dell'attività economica, che non rispettando le norme esercitava una sleale concorrenza nei confronti degli imprenditori che si attengono alle regole e metteva a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Intensificati anche i controlli da parte dei carabinieri nel Vibonese, in particolare sulle località turistiche. Vediamo com'è andata. Quello appena trascorso è stato un ferragosto di particolare impegno per i carabinieri di Vibo Valentia, che hanno intensificato i controlli del territorio secondo un piano predisposto dal comando provinciale che rientra nelle attività pianificate in sede di coordinamento con il prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri ed ha previsto in questi giorni anche servizi straordinari a cura delle altre forze di polizia a tutela dei residenti e del gran numero di turisti che soprattutto in questo periodo affollano le spiagge e le strade delle località balneari della Costa degli Dei e le aree campestre e montane della provincia, con una particolare attenzione nelle preserre, zona abitualmente ideale per i picnic di Ferragosto. Decine di militari sono stati impiegati soprattutto nelle aree più critiche della provincia, oltre che per la prevenzione dei reati, anche con l'obiettivo della sicurezza stradale. Litorali, strade turistiche, spiagge, centri storici, arterie di grande comunicazione sono stati presidiati dai militari dell'Arma a tutela di ogni cittadino, turista e non. Sono stati effettuati controlli ed esercizi commerciali in collaborazione con il NIL e i NAS e la polizia locale, all'esito dei quali, oltre a diverse violazioni amministrative contestate, presso un lido a Pizzo è stato rinvenuto un lavoratore in nero. In una pasticceria di Vibo Valentia sono stati trovati alcuni alimenti con data di scadenza e termine minimo di conservazione superati, e a Vibo Marina è stato accertato che il chiosco di un bar occupava abusivamente il suolo pubblico. Nel corso dei vari servizi sono stati complessivamente controllati 450 veicoli, identificate 600 persone, elevati oltre 100 verbali al codice della strada per un importo complessivo di 18.500 euro, decurtati 115 punti della patente, ritirati 11 documenti, effettuati 11 sequestri di automezzi e 65 perquisizioni, oltre ad una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L'attività di controllo ha permesso anche di denunciare in stato di libertà per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un pregiudicato residente a Capistrano. Altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Scoperto dopo un furto, fugge in auto e finisce contro un'auto, morto un trentenne. L'uomo insieme a due complici aveva compiuto un furto all'interno di un centro commerciale a Castrovillari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le due persone che erano con l'uomo dopo l'incidente avrebbero rubato un'altra auto, poi però sono rimasti bloccati nel fango, dunque sono fuggiti a piedi. A bordo della prima vettura i militari hanno trovato parte della refurtiva. Incidente stradale a Roccelletta di Borgia, 3 i feriti accompagnati dagli operatori del 118 all'ospedale di Catanzaro. Sul posto i vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiavano 3 donne, una Mini Cooper, per cause ancora in corso d'accertamento è sbandata finendo fuori strada. Salgono a 5 le vittime dell'epidemia di legionella a Bresso. Si tratta di un pensionato bressese di 70 anni, morto lunedì scorso al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, dove era ricoverato dal 26 luglio scorso. L'uomo si trovava in Calabria per un periodo di ferie quando ha accusato i primi sintomi della malattia. 2,5 milioni di euro di sanzioni comminate ad aziende per infrazioni alla normativa sul lavoro, 718 aziende controllate, 59 persone deferite all'autorità giudiziaria, 1640 perquisizioni personali. I dati forniti dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari in relazione all'attività interforze messe in atto per il contrasto al fenomeno del caporalato nel Reggino. Nuova aggressione in corsia a Crotone, schiaffeggiato un chirurgo che si era rifiutato di ricoverare un paziente, denunciato un 42enne, il medico ha riportato delle lesioni.
È accaduto di nuovo al San Giovanni di Dio a Crotone. Un medico è stato aggredito alle 3 di notte nel reparto di chirurgia. Le urla, poi gli schiaffi, l'intervento della polizia. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato. Il sanitario si era rifiutato di ricoverare il padre. L'uomo dapprima ha alzato la voce, poi è passato alle vie di fatto. Gli agenti sono arrivati quasi subito all'identità dell'aggressore. È il secondo grave episodio nel nosocomio della città pitagorica. La scorsa settimana è toccato al medico rianimatore Francesco Bossio, picchiato violentemente insieme a 2 infermiere dai parenti di un giovane appena deceduto. La protesta dell'ordine dei medici e il sit-in, a cui hanno partecipato i vertici della sanità crotonese, in cui è emerso il problema della sicurezza sul lavoro per medici e paramedici. C'è preoccupazione per la tensione che è alta e per il rischio costante nei reparti, nelle guardie mediche, in pronto soccorso, una situazione che non appartiene in verità solo al San Giovanni di Dio. A Crotone, in una riunione ufficiale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, si era deciso di potenziare la vigilanza in ospedale e di disporre frequenti controlli da parte di polizia e carabinieri nei presidi sanitari. Misure adottate che evidentemente non bastano ad arginare quella che gli esperti chiamano criticità di una sanità in trincea, da una parte sanitaria alle prese con situazioni difficili da gestire, dall'altra un'utenza sempre più sfiduciata. C'è bisogno di riannodare i fili di un rapporto che il tempo ha deteriorato, con conseguenze oggi davvero nefaste. Ed è il terzo giorno di sciopero al porto di Gioia Tauro, adesione al 60% secondo i sindacati che hanno sostenuto la protesta. A settembre l'incontro a Roma sulla vertenza. 3 giorni di sciopero dal 14 al 16 agosto, proclamato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e SUL, per protestare contro la politica aziendale determinata da MCT, la società terminalista che gestisce il porto di Gioia Tauro. Arrivati al terzo giorno di astensione dal lavoro, le organizzazioni sindacali parlano di una buona partecipazione dei lavoratori alla protesta. CGIL, CISL e SUL definiscono una percentuale che si aggira intorno al 60%, che corrisponde ad una media complessiva calcolata dai sindacati rispetto ai vari turni che quotidianamente i dipendenti di MedCenter Container Terminal effettuano nell'arco della giornata. Un'adesione alta dunque rispetto allo sciopero proclamato solo da 3 sigle sindacali, al quale non ha invece aderito la UIL, l'UGL e l'Orsa. Quella di MCT è stata una provocazione, ha commentato il segretario di SUL Porti Daniele Caratozzolo. La questione è molto più articolata. A un anno dai 380 licenziamenti, l'azienda non ha prodotto nulla di quanto sottoscritto a livello ministeriale. Nessun impegno è stato mantenuto, né per quanto riguarda lo sviluppo in termini di mezzi operativi nel terminal, né per i volumi che addirittura si sono ulteriormente ridotti. Gli fa eco il segretario nazionale del SUL, Antonio Pronesti. A Gioia Tauro le responsabilità sono tutte dell'azienda. A Roma invece abbiamo un nuovo governo che dovrà prendere atto non solo di questa situazione, ma di tutti i porti nazionali. Per Domenico Laganà, segretario FIL CGIL, l'azienda ha perso un'opportunità dimostrando chiaramente di non voler investire e di non voler procedere allo sviluppo del porto. Anche il segretario FIT CISL Nino Sigilli si appella al nuovo governo affinché si adoperi per far sì che quest'area abbia un riscatto sociale di un certo livello. Gioia non può morire di trashipment, ma deve avere lo sviluppo del suo retroporto e della logistica. Apriamo una pagina dedicata agli eventi estivi, cominciamo dal Festival Euromediterraneo di Altomonte. Ma come stai? Sei non bagni, sei? Prima sta per cama. E la divisa? A Giolova. Ho visto, e poi dietro l'uomo. Stava la macchina, c'è una figura in mezzo, stava la carabinieri, ci vuole 2 carabinieri, la macchina è rimasta, la macchina a pelle. Ma perché secondo te così non fai una figura in mezzo? Perché non sto buono. Ma esce un po' spugliato pure a così. No! Il Teatro Belluscio di Altomonte ha ospitato una divertente serata nel corso della quale Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio hanno messo in scena il Ferragosto di lavoro dei carabinieri con la commedia Autovelox. Tante risate, ma anche attenzione alla vita reale.
come ormai pure i cinesi sanno, io non tralascio mai il sociale. Parliamo di carabinieri, quindi le problematiche, i loro mondi, i sacrifici che fanno sempre in prima linea, sempre alla protezione del cittadino, e quindi capiamo poi alla fine che i carabinieri sono delle persone serie e specialmente oneste. Io non ti dico di ingiuriare, e se me lo merito, e sicuramente me lo meriterò, poi un uomo che all'occorrenza mi deve anche picchiare. Così sposi con te, ti metto un carrello in mano e ti vanno a fare spesso al supermercato. Tutti i motori buoni che l'acqua va bene non marci, e quando riesci a casa con te, fanno pezzo che si nucchiacchia! Il Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte anche quest'anno sta riscuotendo grande successo. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché insomma tutte le manifestazioni stanno riscuotendo tanto successo, abbiamo tanta partecipazione, molto coinvolgimento sia dei cittadini di Altomonte sia dei turisti e quindi direi che stiamo andando bene. A Morano invece protagonisti gli antichi mestieri, vediamo. Antichi mestieri, enogastronomia e musica, un trinomio vincente per passare una serata di mezz'estate nel borgo più bello d'Italia, Morano Calabro. L'evento ha avuto come palcoscenico il bellissimo complesso monumentale di San Bernardino da Siena. Start con Rocco Barbershop, che ha fatto una dimostrazione pratica con annessa dettagliata narrazione della perfetta rasatura mediante l'impiego di attrezzi e strumenti del secolo scorso riscoperti nel loro fascino originale e mai tramontato. Faremo vedere i rasoi a mano libera o lama fissa e come si affilavano, quindi con la cote, le pietre e le coramelle. Per palati esigenti una singolare proposta gastronomica, baccalà abbinato e sostenuto da vini pregiati. Abbiamo la cantina qui a Morano che è nata nel 1953 e che adesso è molto sta rifiorendo con prodotti diversi più diciamo di nicchia. In serata nella chiesa di San Bernardino il bel canto ha deliziato il pubblico presente con musica da camera presentata dai maestri Massimo Celiberto, Ivan Nardelli, Antonio Arcuri, Alessandro Vuono e il bravissimo soprano Rosaria Buscemi. E adesso a Roseto Capospulico per il Giro di Mezzanotte. L'affascinante borgo medievale di Roseto Capospulico ha regalato a turisti e visitatori una notte di pura magia tra la suggestione dei vicoli in un turbinio di luci e colori con artisti d'eccezione. Il Giro di Mezzanotte, l'evento targato Maros che ha fatto tappa nelle diverse mete turistiche calabresi, quest'anno per la 15ª edizione ha scelto Roseto, trasformando il centro storico in un vero e proprio teatro all'aperto. La vitalità del centro storico, questa animazione, questa festa sono gli elementi che poi lo caratterizzano, gli elementi che ci piace che ritornino nel centro storico. Il nostro non è particolarmente spopolato perché ancora viene pienamente vissuto, però l'intento dell'amministrazione comunale che ho il piacere di guidare è quello di renderlo sempre più vivo, di renderlo sempre più conosciuto e conoscibile a coloro i quali ci raggiungono durante la stagione estiva. Roseto è prevalentemente conosciuta per il mare, grande attrattore turistico, bandiera blu, però è un borgo autentico d'Italia, quindi non mi stanco di dire che le nostre radici sono nel centro storico e per il tipo di turismo al quale ci rivolgiamo, che è un turismo che tende a conoscere, non a consumare un territorio, conoscere il centro storico è fondamentale. La stagione dei grandi eventi dell'estate rosetana è entrata nel vivo e fino a settembre regalerà una serie di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. Intanto cresce l'attesa per la serata di domani, suoni e suggestioni di una notte di mezza estate. Location prescelta sarà il lungomare di Roseto Capospulico, che accoglierà teatro di strada, circo itinerante, spettacoli di fuoco ed acrobatici e tanto altro.
Lo sport adesso, il calciomercato domani alle 20 chiude il calciomercato, il Cosenza è a caccia di un top player per reparto, il Crotone puntella la squadra guardando ancora all'estero, in Serie C ultimi colpi per le calabresi. Ore non infuocate, di più in ballo c'è il futuro, gli innesti utili per rinforzare le rispettive formazioni ed evitare figuracce. Il Cosenza si muove su più fronti a partire da quello aperto col Novara che prevederà un incontro che andrà in scena per chiudere gli affari Sciaudone e Maniero, un doppio colpo studiato e per cui i lupi lavoreranno da qui alla chiusura del calciomercato. Piste percorribili vista la non folta concorrenza per i due, per il centrocampo sedotto e abbandonato dal Lecce e per la punta che ha ricevuto una proposta economica molto valida dalla formazione Under 23 della Juventus. Si scalda anche la pista Blanchard per la difesa, il Cosenza è passato in pole position rispetto alla Salernitana. Per la fascia sinistra viva l'idea che porta Rafael Martigno che ha bisogno di rilanciarsi e Cosenza potrebbe rappresentare la piazza ideale per farlo. Su Carillo c'è forte il Brescia in pressing negli ultimi minuti. Il Crotone guarda sempre all'estero per completare la sua difesa, guardando nello specifico in Olanda all'Heracles Almelo e alla pista Dario Van de Buis, difensore classe 95, Capuano attende ancora l'assalto del Frosinone, non torna Simic che ha preferito la Spalli in massima serie, mentre per Faraoni il Parma potrebbe non effettuare il passo decisivo per puntare su Rispoli. In uscita da Palermo, Ferragosto di fuoco anche per le formazioni di terza serie, il Catanzaro monito dalla sorpresa alla situazione di Jacopo Sciamanna, in uscita dalla Regina, Amaranto che sono stavolta davvero vicinissimi a San Domenico e si gettano alla caccia di Montini, il calciatore che manca allo scacchiere tattico di Cevoli, svincolato dopo il fallimento del Bari. I calabresi potrebbero puntarci con la collaborazione di una formazione che poi lo girerebbe in prestito proprio in riva allo stretto. La Vibonese è pronta ad aggiudicarsi con l'Odell, classe 98 dal Novara, c'è poco tempo per riflettere, mancano sempre meno ore, il gong è vicino, ma non per tutti. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati al meteo. Nelle prossime ore la pressione tenderà a salire sul Mediterraneo centrale, favorito dall'approssimarsi di un promontorio anticiclonico proveniente da ovest e portando un miglioramento sul nord Italia, mentre la nostra regione resterà ai margini del suddetto promontorio. Infatti proprio lungo il bordo orientale dell'anticiclone continueranno a scivolare correnti più fresche in quota, che causeranno una moderata instabilità pomeridiana. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì cielo poco nuvoloso ovunque, sebbene alcuni deboli fenomeni potrebbero interessare i litorali tirrenici. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sulle aree montuose, con piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporale su Pollino, Altipiano Silano, Rementino, Serre Vibonesi e Aspromonte. In estensione su Valle dell'Esero, Valle del Crati, Valle del Savuto, Lametino, Vibonese, Marchesato, Reggino Ionico e Costa degli Aranci. Temperature stazionarie. Venerdì poco mosso in Mar Tirreno con venti deboli dei quadranti occidentali, poco mosso in Mar Ionio con venti deboli di direzione settentrionale. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione e ancora buona serata.